Buonasera e ben trovati a questa edizione di Focus TG. Una operazione piuttosto importante della Guardia di Finanza è intervenuta presso la sede di Fincantieri con ben 34 indagati. Una persona è anche stata arrestata. Le perquisizioni sono poi sfociate in lavori per le fiamme gialle in tutta Italia. Cosa è successo? È successo che l'accusa è che i lavoratori di queste ditte subappaltatrici venivano sfruttati e ricattati. Di sfruttamento dei lavoratori e corruzione tra privati. Fincantieri nel mirino delle fiamme gialle. È di un arresto, 34 indagati e 80 perquisizioni, l'esito di un'operazione della Guardia di Finanza di Venezia coordinata dalla Procura Lagunare che ha portato alla scoperta di 19 aziende del settore cantieristico navale, subaffidatarie di lavori per conto di Fincantieri SPA. Coinvolti 12 dirigenti e funzionari della stessa società. La busta paga rilasciata a questi dipendenti era formalmente regolare e rispondente alle condizioni del contratto collettivo nazionale. Di fatto gli importi erogati erano molto più bassi, sono stati riscontrati dei casi anche di pagamento di 4 euro l'ora e le buste paga venivano in qualche maniera falsificate inserendo un numero di ore inferiore a quello realmente svolte oppure indicando dei costi in realtà non esistenti. Se i dipendenti non intendevano accettare, venivano in qualche maniera minacciati di perdere il lavoro, ovvero di non rinnovare i documenti necessari per il permesso di soggiorno. Ora che cosa ne sarà di questi dipendenti? Questi dipendenti sono tuttora in regola, molti hanno anche collaborato alle indagini. Una delle imprese coinvolte si trova nel Trevigiano, l'altra nel Vicentino. Tra i dirigenti uno risiede nel Padovano, l'altro nel Veronese, il resto nel Veneziano. Le perquisizioni sono state eseguite in Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Campania, Puglia e Sicilia. Anche per accertare alcuni casi di dazioni di denaro e altre utilità che queste imprese avevano erogato a alcuni dirigenti di Fincantieri per ottenere dilazioni di tempo per il completamento di questi lavori e per essere iscritti nell'albo dei fornitori di Fincantieri. Agli arresti domiciliari un bengalese, eseguito anche un sequestro preventivo di oltre 200.000 euro per sfruttamento della manodopera. Immediata la replica di Fincantieri che in una nota rivendica la propria estraneità ai fatti. Il gruppo, si legge, sta assicurando piena collaborazione agli inquirenti e auspica che verrà dimostrata la completa estraneità dei propri dipendenti. Laddove le accuse venissero confermate, si legge ancora, la società ha annunciato che adotterà immediati provvedimenti nei confronti dei responsabili di condotte illecite lesive dell'immagine della società. A Castelfranco il momento di abbracciarsi, questo ha detto il parroco per l'addio a Giulia, che come ricorderete è la ragazza morta nel terribile incidente della notte di Halloween. È un abbraccio lungo e lacerante a segnare l'ultimo addio a Giulia Zandarin. È l'abbraccio tra due padri, Alessandro, papà di Giulia, e Franco Antonello, papà di Alberto, il fidanzato di Giulia, che venerdì notte era alla guida della Mercedes della morte, uscita di strada a Musile di Piave. Sullo sguardo di uno c'è l'assenza incolmabile dell'unica figlia, sul viso dell'altro la costernazione per un figlio che subito dopo essere uscito dal coma farmacologico si è reso conto di quello che è successo e che ora si trova indagato per omicidio stradale. Alessandro e Franco sono amici di una vita e lo sono rimasti anche nel giorno più triste. Affranta la madre di Giulia, Renata, rannicchiata vicino alla bara bianca, sorretta dai familiari del Brasile e dalla comunità evangelica. E sulla potenza di un silenzioso abbraccio si è soffermato Don Franco, il parroco di San Floriano, dove Giulia per qualche tempo ha vissuto proprio con la mamma. Io penso che in questo momento le parole più belle sono quelle di un abbraccio, di un silenzio che abbraccia. Abbiamo bisogno di essere abbracciati in questo momento, perché non capiamo. Una tragedia incomprensibile, attorno alla quale, soprattutto attraverso i social, si sono spese troppe parole. Ci sono quelle persone che sanno tutto. Mi sembra anche in questi giorni un grande marasma. Che sanno tutto, che devono definire tutto, che hanno le risposte per tutto. Non è importante che risposte siano, se sono risposte che ledono la dignità
la sensibilità, non ha importanza. È importanza farsi vedere, è importanza dire che anch'io ci sono, è importanza dire che anch'io ho il diritto di dire. E forse prima di dire non si pensa. E forse prima di dire non si ama. Ciò che cambia il mondo non sono le cose. Ciò che cambia il mondo è un abbraccio d'amore. La stella polare tu, la stella sicura tu. Parliamo della paura che si è avuta alla stazione di Monselice ieri sera per via di un agente di polizia locale che ha sparato, o dovuto sparare, racconta lui, il rapinatore era armato. L'agente però non è un agente qualunque della polizia locale di Monselice, perché anche il vice sindaco di Solesino è anche noto all'onore di cronaca per un rafforzamento delle armi richieste per la polizia municipale. Insomma, sicuramente una questione che fa parlare. Mi sono trovato di fronte a una persona che ha estratto una pistola e in quel momento mi sono detto qua chi prima agisce porta a casa la pelle, e istintivamente ho avuto la prontezza di sparare in aria per cercare prima di intimorirlo, però tengo a precisare che i colpi non li ho sparati in mezzo alle persone, eravamo nel parcheggio che non c'era praticamente nessuno. Ha sparato in aria per difendersi e per spaventare il rapinatore, lo rifarebbe ancora se necessario. Orfeo D'Argenio ricostruisce i minuti concitati, 18:30 circa, martedì sera, stazione di Monselice. Il vice sindaco di Solesino, agente di polizia locale in servizio nel comune della Rocca, è di pattuglia insieme ad un collega quando viene fermato da un passante che gli indica un rapinatore in fuga. È un giovane che ha appena scippato un'anziana. Il soggetto nella fuga brandeva la pistola, cioè non è che per cui è una situazione abbastanza cruda sia per Monselice ma anche per un'esperienza che posso dire che non mi era mai successo nella mia carriera. Prima spara 2 colpi in aria, ma il ladro non si ferma. Per cercare di fermarlo, per bloccarlo, ho sparato altri 2 o 3 colpi. In totale 5 i colpi sparati secondo quanto ricostruito da D'Argenio. Il ladro intanto riesce a scappare tra i binari, evitando per un pelo un treno in arrivo, tra lo stupore e lo shock dei viaggiatori. Lo bloccano i carabinieri qualche minuto più tardi, ad incastrarlo le telecamere di videosorveglianza. È un marocchino di 21 anni già noto in zona, al momento è solo denunciato. L'anziana rapinata invece è ferita ed è stata medicata al pronto soccorso di Schiavonia. E dico da ieri sera che a questo punto la mia idea, quello che è successo, è meglio un brutto processo che un bel funerale. Orfeo D'Argenio, come vice sindaco di Solesino, quest'estate aveva proposto e fatto votare in consiglio comunale un potenziamento delle dotazioni degli agenti di polizia locale, con giubbotti antiproiettile e pistole semiautomatiche, molto simili nell'aspetto a delle mitragliette. Una dotazione che, dice, è necessaria in situazioni di pericolo, come quella vissuta nel parcheggio della stazione dei treni di Monselice. Mi auguro adesso che con quello che è successo anche Monselice, abbia un occhio di riguardo sulla sicurezza degli operatori. Ci fermiamo per una pausa, poi parliamo dei nostri caduti ritrovati ma non sepolti per il 4 novembre. Continuano a arrivarci messaggi anche da associazioni d'Arma per quanto riguarda i caduti che sono stati ritrovati quest'estate sul Monte Grappa e sull'altopiano d'Asiago. Sono stati portati in un deposito, però non sono stati sepolti con tutti gli onori come ci si aspettava per il 4 novembre nei 2 sacrari. Una dozzina di caduti trovati quest'estate, rimasti insepolti sul Monte Grappa. La stessa cosa per gli almeno 3 soldati ritrovati nell'altopiano d'Asiago, di cui 2 da noi documentati con commozione e gratitudine. Tutto fatto per poter dare loro una degna cerimonia attorno al 4 novembre e che, per mancanza di autorizzazioni, sono stati invece negletti nelle loro cassettine di zinco.
Molte sono le telefonate e i messaggi con richieste di spiegazioni arrivati dai nostri telespettatori, dai membri di associazioni d'Arma, ma anche dalla politica. Ultimo proprio quel presidente dell'Unione Montana dei 7 Comuni sull'altopiano, sindaco di Gaglio, che abbiamo visto assistere al recupero di uno dei caduti. Effettivamente sono sconcertato e mi chiedo come mai il 4 novembre questi soldati non abbiano avuto la degna sepoltura. Chiedo alla difesa o a chi ne è competente come mai questi resti giacciono ancora in qualche magazzino e non nell'ossario adibito proprio per ricevere la degna sepoltura a questi soldati. Come è nostro costume, non smetteremo di chiedere a chi di competenza per dare una risposta e soprattutto una onorata sepoltura a questi soldati a 101 anni dalla fine della Grande Guerra. Rimaniamo sempre in montagna perché parliamo ancora una volta di lupi, scendiamo dall'altopiano, andiamo nelle Bellunesi, anzi a pochi passi dal centro di Belluno per la verità, dove sono state sbranate 2 pecore. L'allevatore, come altri allevatori che abbiamo purtroppo documentato tante volte in questi telegiornali, dice che la situazione non è assolutamente più sostenibile. Noi ci siamo abbassati sempre di più e questa ancora un po' arriva in piazza Belluno perché là ormai siamo a 150 metri dal Ponte della Vittoria. Il recinto che si trova alla nostra sinistra è il luogo dove è avvenuta la predazione questa notte. 2 pecore di proprietà di Aldino Bianchet che è esasperato. L'eccezionalità dell'evento è data dal fatto che, come potete vedere, il campanile del Duomo di Belluno è proprio alle nostre spalle e siamo a nemmeno 100 metri dalla rotonda che si imbocca per salire alla frazione di Cassion. Praticamente siamo in centro città. L'episodio è accaduto a ridosso della strada che di sera è frequentato dai ragazzi che a piedi raggiungono il centro città. Con le pecore sbranate stanotte, i capi predati di proprietà di Aldino Bianchetti e del figlio Moreno sono 23, 8 gli assalti subiti. Più noi ci proteggiamo e più ci spostiamo, più loro comunque un po' alla volta arrivano. Il problema non è colpa del lupo, perché il lupo fa la sua parte, è che non doveva arrivare perché non dovevano lasciarlo riprodurre e svilupparsi così rapidamente sul territorio. Noi abbandoneremo tutto perché così non lo possiamo fare. È necessario riportare il fenomeno all'interno di un quadro scientifico per poterlo gestire nella maniera migliore possibile, dice il consigliere provinciale delegato Franco De Bon, che annuncia la collaborazione di Palazzo Piloni con la Regione Veneto per un'operazione di cattura e radiocollaratura di uno degli esemplari di lupo presenti lungo la dorsale del Visentin. Domani sarò a Roma col Diretti per chiedere per chi si faccia una riflessione e si prenda spunto da quelle che sono le norme europee per applicare anche in Italia il piano di gestione nazionale del lupo. Sì, domani lo ricordiamo, c'è questa protesta proprio a Roma, riguarda anche i cinghiali che stanno facendo danni a non finire e non vengono assolutamente contingentati. Noi ci fermiamo per una breve pausa. Il presunto inquinamento alla Valdastico Sud, il Tribunale ha chiesto condanne per 4 imputati a oltre 7 anni. Processo per il presunto inquinamento sotto l'autostrada Valdastico Sud. Il pubblico ministero di Vicenza ha chiesto 7 anni e mezzo per i 4 imputati, risarcimento per centinaia di migliaia di euro e soprattutto il ripristino. L'accusa in aula ha ricordato come l'inchiesta era partita dagli esposti di alcune associazioni coadiuvata dalle dichiarazioni di alcune persone informate come capocantieri, camionisti, oltre a carotaggi e accertamenti tecnici. Dichiarazioni e informazioni che hanno portato la procura alla conclusione che sotto la Valdastico Sud in alcuni punti siano stati sversati dei rifiuti e che vi sia stata frode nelle pubbliche forniture ai danni della società Autostrade. Da parte della difesa degli imputati è stata chiesta la soluzione. Il giudice ha aggiornato l'udienza per la sentenza a metà dicembre. Il Polesine continua a pagare e molto i danni della subsidenza, ovvero dell'abbassamento del suolo dovuto alle estrazioni di gas metano tra gli anni 30 e gli anni 60. 2 milioni di euro all'anno di corrente elettrica per il funzionamento delle idrovore, l'equivalente di una grande industria energivora che però non produce beni ma sicurezza per il territorio e i suoi abitanti e preserva l'agricoltura del delta del Po dalla risalita dell'acqua marina.
In visita agli impianti il presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Filippo Gallinella, accompagnato dai presidenti dei locali consorzi di bonifica. E questo è il significato che qualcuno non ci crede o non vede o non è informato e non sa, l'abbassamento del territorio, cioè di questi 2 metri, 2 metri e mezzo. È continuamente pochi centimetri, ma sta calando ancora, e speriamo che non estraggano il metano né al largo né qua nelle vicinanze del Ferrarese o di Ravenna, insomma, perché noi siamo come in un catino, in una buca, e il terreno va giù, insomma. Almeno 8 comuni del Delta, se non tutta la provincia polesana, devono la loro sicurezza idraulica alle attività dei consorzi. Solo in questa zona ci sono oltre 41 idrovore, mi hanno spiegato, più altre in altre zone, e questo costa tante risorse, quindi oltre che il mantenimento idraulico degli argini, tenerli puliti e tutte le opere di protezione, bisogna anche spendere tante risorse di corrente elettrica, quindi lo Stato deve essere presente, noi cercheremo di essere presenti, perché se qui arriva l'acqua salata non si coltiva più, non si vive più e si perde sicuramente un patrimonio importante per il nostro territorio. Il presidente della commissione è stato accompagnato nel Po di Pila, in quella che fu l'isola della Batteria. Qui sorgeva un piccolo abitato. Una mareggiata negli anni 70 distrusse gli argini e inondò la campagna, sommergendo ogni edificio, anche la piccola idrovora che serviva a questo lembo di terra. Il progressivo abbassamento dei terreni, causato dalla subsidenza, ha scoraggiato il recupero dell'isola, che ora appare come uno specchio d'acqua da cui emergono i ruderi delle vecchie abitazioni. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata.